Settima e conclusiva, 5-6 anni vincitori di 15, Elton Jack di Natà, Electra Laxmi STSL Extreme Dream Trio, Delis DC, Eclisse di Casei, Etienst, Erika Casselo, DVF, Edin dei Daltri, El Diablo e Iolo. Autostart che accelera, parte. Veloce STSL che prova a prendere la testa e ci riesce. STSL al comando nei confronti di Elton Jack, di fuori di Natà, poi Extreme Dream Trio, in corda c'è Eclisse di Casei che precede Erika Cass, al largo anche Edin dei Daltri, 200 metri in 14,5 per il lancio di STSL che guida, arriva lo scoperto Extreme Dream Trio che prova a puntare in avanti, STSL che guida dopo 400 metri di corsa, passati in 29,2. Estia davanti, di fuori Extreme Dream alla corda Elton Jack, poi di Natà, sbaglia Extreme Dream Trio, terza in corda Eclisse di Casei. Numero 5 Extreme Dream Trio squalificato. 600 metri passati in 44,8 di buona lena da STSL. Di fuori è di Natà con in scia Etienst, poi Edin dei Daltri, quindi ancora Delis TC, 800 metri passati in 1 minuto e 3 decimi. Si va sulla curva di destra con sempre STSL a comandare, di fuori sempre di Natà, la corda Elton Jack, avanti Eclisse di Casei, in pariglia Etienst, non cambia nulla, al chilometro passato da STSL in 1,16,3. Estia davanti, di Natà di fuori, Etienst che prova a muovere in terza ruota, alla corda c'è sempre Elton Jack che segue le mosse della leader, poi ancora Eclisse di Casei, quando siamo a 400 metri dal palo, la retta di là in 14,9, STSL sempre sul passo, Elton Jack che non ha la destra libera ed è sempre lì chiuso secondo, a largo non progredisce nessuno, in una corsa che ora si è fatta molto complicata per recuperare da dietro, STSL sempre in vantaggio su Elton Jack che attende l'open stretch, in vantaggio Estia, Elton Jack che prova ad avvicinarsi, ma STSL ora cambia marcia, accelera STSL nel finale viene a staccare per vincere, mentre per il secondo posto c'è forse il 7 di Eclisse di Casei che riesce a battere Elton Jack, 30,5 gli ultimi 400, 1,16,2 la vittoria di STSL. Subito al raddoppio il team Sarzetto, ancora Andrea Farolfi in Salchi per la Valle Falconera alla proprietà. Immediato il raddoppio per la connection, questa volta con STSL, la figlia di Love You, porta fino alla fine il coast to coast, vince nettamente, secondo Eclisse di Casei, terzo Elton Jack.